Riviera del Brenta verso la transizione energetica è questo il tema del convegno tenutosi oggi, 1 dicembre 2022, presso la biblioteca di Oriago di Mira, dove 6 erano le associazioni impegnate in questo importante incontro al fianco proprio del CEV. Consigliera, oggi la Riviera del Brenta entra nella ribalta mediatica per parlare di comunità energetiche rinnovabili. Si parla quindi proprio questa sera in questo convegno di comunità energetiche, ma soprattutto di sostenibilità, una sostenibilità che guarda al territorio. Sicuramente è da tempo che noi sosteniamo che è necessario, anzi indispensabile, abbandonare il fossile, che vogliamo puntare alla transizione ecologica e soprattutto noi come associazioni che abbiamo dato luogo a questo convegno vogliamo fare la nostra parte, la nostra piccola parte come persone e anche pungolare le amministrazioni, perché sarebbe una priorità per tutte le amministrazioni non solo il risparmio energetico e quindi un ritorno economico, ma soprattutto andare verso un benessere del territorio e delle persone che ci vivono. Consigliera, quindi le comunità energetiche possono rappresentare veramente dei plus fondamentali di riqualificazione, di rilancio anche dell'economia del territorio, è così? Sicuramente il concetto stesso di comunità ritorna al nostro territorio. La comunità energetica può riqualificarlo perché utilizzando un'energia pulita avremo un modo diverso, un modo migliore di vivere nella nostra città e comunque c'è anche l'aspetto economico che sicuramente non va sottovalutato, ma noi guardiamo al futuro. Guardare al futuro significa che noi tutti dobbiamo essere parte di questo cambiamento che non è solo culturale ma che è anche comportamentale. E come FIAB la sostenibilità parla anche di smart mobility. Sicuramente è uno dei nostri temi fondanti. FIAB ha cambiato l'acronimo in Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta perché i temi sono strettamente connessi. Lo slogan che usiamo ultimamente è "La strada è di tutti", cioè gli utenti della strada non sono solo quelli motorizzati, ma soprattutto quelli che danno un valore aggiunto a questo ambiente, perché non inquinano, perché sono lenti, perché consumano energia propria, contribuendo anche alla salute personale, ma anche dell'ambiente. Assessora, proprio questa sera un nuovo importante appuntamento per parlare di transizione energetica, per parlare di futuro, di sinergie, di opportunità e soprattutto di tanti aspetti che devono cambiare per dare quella nuova linfa e un nuovo respiro al territorio. Questa è una serata veramente molto importante perché iniziamo questo ciclo di incontri anche con la cittadinanza, soprattutto per dare anche molta informazione. Siamo in attesa dei decreti attuativi anche per parlare come amministrazione, poter applicarci anche noi, metterci in sinergia con il privato per creare queste comunità, perché in questo momento abbiamo bisogno molto di lavorare su questo aspetto, perché il problema energetico è un problema molto serio, un problema grave. Vengo giusto adesso da una riunione con una confederazione degli industriali e anche loro, proprio per il mio assessorato, sono veramente in grandi difficoltà. L'importante adesso è trovare il modo, il sistema per mettere insieme tutti e dare un segnale molto importante a questo territorio perché ne ha bisogno, perché questo è il momento di farlo. O adesso oppure ci troveremo veramente nel futuro con delle grossissime difficoltà. Lo dobbiamo fare per i cittadini, per i nostri figli e per i figli di un domani, perché la nostra terra è importante valorizzarla, tenerla in considerazione, mettere molta attenzione a quello che sono le realtà e i sistemi produttivi e i sistemi di energia alternativa proprio per cercare in qualche modo di salvaguardare il più possibile il nostro territorio. Assessore, se dovesse scegliere 3 keywords, no? Adesso si usano questi slang, questi flag per parlare di futuro, quali userebbe per il suo comune? Vedo un comune che sia un comune pulito, sano e un comune accessibile a tutti. Penso che siano i 3 elementi fondamentali per poi iniziare a collaborare tutti insieme, perché comunque la condivisione deve esserci a prescindere da qualsiasi altro tipo di domanda e di richiesta. L'importante è collaborare tutti insieme, creare una bella squadra. Ecco, la comunità energetica è un esempio. Buon lavoro a tutti quanti, veramente, a tutti noi e a tutti voi. Grazie.
Presidente Tasinato, oggi nel convegno che ha visto protagonista l'amministrazione di Oriago di Mira con la Riviera del Brenta proprio al centro della transizione, si è parlato di opportunità, si è parlato di opzioni e sono tante veramente ancora le domande, quindi punti interrogativi aperti sulle comunità energetiche. Però queste risposte possono essere trovate con un modello, quello del CEV. Sì. Questa sera avevamo una platea che era particolarmente interessante perché soprattutto composta da cittadini e quindi dai soggetti che possono far parte di questa associazione e quindi di questa comunità energetica. Le loro domande, le loro curiosità nascevano proprio dal fatto quali sono i benefici da parte dei cittadini nel far parte appunto di questa comunità e quali sono le opportunità per i cittadini nel momento in cui entrano a far parte di un'associazione. Ebbene, il messaggio è molto chiaro. Hanno la possibilità, nel momento in cui faranno parte di questa associazione, di vedersi bonificare a fine anno un contributo da parte del gestore di questa associazione che va in funzione a quanto questo cittadino consuma di energia elettrica, senza che lo stesso cittadino debba necessariamente cambiare fornitore. Quindi in buona sostanza l'opportunità per il cittadino è quello di vedersi sgonfiata la bolletta dell'energia elettrica in funzione del contributo che riceverà. Quindi questo è il vero messaggio che è emerso. I cittadini hanno la possibilità di avere un bonifico in funzione di quanto autoconsumano, senza il bisogno di dover fare un investimento perché c'è qualcuno che al posto loro lo hanno fatto e hanno dato la possibilità di immettere dell'energia elettrica all'interno di questo contenitore e di consumare questa energia elettrica. In funzione di quanto consumano ricevono un contributo. Quindi la signora Maria, se paga la bolletta di 1.000 euro all'anno, potrebbe ricevere un bonifico di 500 euro, 400 euro da parte del GSE. Oramai cosa nota che stanno uscendo dei bandi che andranno a finanziare la costituzione delle comunità energetiche. È anche altrettanto vero che i soldi che potrebbero arrivare arrivano in conto capitale per la quota interessi, non arriva in conto capitale per la costruzione fisica dell'impianto fotovoltaico, ad esempio. Ma se l'impianto fotovoltaico costa 50.000 euro e un soggetto dovrebbe andare in banca a recuperare questi 50.000 euro ad un tasso per esempio del 6%, il contributo che potrebbe arrivare da parte del PNRR è quello di abbattere il costo del denaro, non dell'investimento. Laddove c'è l'opportunità di avere già in casa una comunità energetica può essere uno strumento che va a scomputo del costo del denaro. Quindi in buona sostanza che cosa significa? Che i fondi che potrebbero arrivare dal PNRR siano utilizzabili soprattutto dai soggetti che hanno già costituito una comunità energetica e mi ripeto, i soldi sono in conto capitale per quanto riguarda la quota interesse, non tanto per quanto riguarda invece il costo dell'investimento. Direttore Soldà, oggi si è parlato anche dell'importanza di dare sempre più spazio nella sinergia per la sostenibilità alla pubblica amministrazione, quindi agli enti. Sinergie che quindi parlano di un impegno di lunga gittata, un vero e proprio business plan per il futuro, potremmo dire anche questo? Sì, noi riteniamo che il ruolo delle amministrazioni sia un ruolo centrale e fondamentale per far decollare le comunità energetiche, proprio perché altrimenti è un ruolo di super parte, è un ruolo che ben si addice con uno degli obiettivi che sono quelli dello sviluppo del territorio. Riteniamo che possa essere anche un modello più vincente e più adatto per recuperare quelli che sono gli incentivi che vengono riservati, pensiamo ai fondi del PNRR, dove i beneficiari saranno appunto i territori e le istituzioni. Logicamente come consorzio ci siamo orientati sull'attenzione all'ente locale come promotore, ma più andiamo avanti
avanti anche con le comunità che stiamo facendo nascere, più siamo convinti di questa scelta. Cioè una comunità energetica che parte e che è promossa dal comune ha sicuramente una marcia in più. L'amministrazione sta bene in tutte quelle che sono le comunità energetiche, dalle più piccole alle più grandi. La titubanza e la non entusiasmo quando parliamo di questo è legato al rischio che hanno i cittadini che aderiranno su una pubblica amministrazione non efficiente. Però qua interviene il CEV, per cui la pubblica amministrazione avrà dietro nel suo operato il CEV che la aiuterà in tutte quelle che sono le attività da fare. Consigliere Minotto, l'importanza di rendersi conto delle opportunità, ma soprattutto delle vere e proprie istantanee, sono quelle anche le chiavi interpretative del proprio presente, e quindi le opportunità passano attraverso anche le strategie per il futuro, strategie che parlano di territorio, che parlano di comunità, che parlano soprattutto di comunità energetiche. La nostra associazione ha cominciato a fare un lavoro con le cittadine, con le nostre amiche, un lavoro di attenzione verso l'ambiente, cercando di cambiare lo stile di vita attraverso i consumi. E quindi tanti sono stati gli interventi proprio per insegnare, per imparare insieme queste attività, supportate da esperti che ci hanno dato delle tecniche e dei consigli per farlo. E quindi anche come Ilarius il nostro impegno è un impegno quotidiano, un impegno che va avanti da tanto tempo proprio per abituarci tutti quanti alla sostenibilità. Presidente, l'importanza di essere pionieri di futuro, un impegno che l'associazione del movimento Mira 2030 ha da sempre nella sua mission, è così? Sì, è un impegno ma anche una responsabilità. Noi come Movimento Mira 2030 ce l'abbiamo nel nostro statuto questo impegno verso non solo la transizione, verso tutti gli aspetti di gestione dell'ambiente, delle relazioni, della comunità e dell'eticità nel farlo, quindi è una responsabilità oggi. Eventi come questo sono un'opportunità per mettere in pratica concretamente quelle che sono le soluzioni che potremo dare alle problematiche ambientali che abbiamo. Anche se purtroppo in ritardo rispetto a quanto si poteva fare, ma comunque non c'è tempo da perdere e noi cogliamo tutte le opportunità. Non sarà l'unica realtà questa di presentazione nel nostro territorio, questa sarà una parte di tipo, diciamo così, normativo, teorico, rivolta forse un po' di più alle amministrazioni comunali. Ne faremo un'altra in gennaio con un taglio completamente diverso, portando qua delle esperienze di realtà che hanno costituito in Italia delle comunità energetiche e poi partiremo con una serie di iniziative di analisi e di studio per poter entro il 2023 riuscire a concretizzare nel nostro territorio una comunità energetica. Non solo a Mira, ma le nostre ambizioni sono quelle di ampliarla, visto che la normativa prevede non più l'allacciamento alla cabina secondaria ma alla cabina primaria e anche alla realtà di Dolo, quindi sarà una comunità energetica che potenzialmente abbraccerà circa 60.000 abitanti, quindi una cosa importante ma anche impegnativa. Io sono anche un referente di una cooperativa che è stata un soggetto che per primo in Italia ha fatto proprio questo, cioè ha costituito delle comunità energetiche. La cooperativa si chiama È Nostra, è una cooperativa di soli soci. Utilizzando l'esperienza già fatta e portandola qui a Mira abbiamo l'opportunità di partire facendo tesoro, diciamo, delle esperienze che sono state fatte in Italia e quindi snellire tutta una serie di non solo incombenze pratiche e burocratiche ma anche proprio di costituire i soggetti che poi devono gestire la cooperativa oltre che gli obiettivi. Segretario, oggi al centro proprio di questo convegno di questa sera l'importanza della sostenibilità, l'importanza delle sinergie, l'importanza di parlare di comunità energetiche e di transizione green, in quell'impegno di riqualificazione e di rilancio, soprattutto anche dei rapporti e dei microhabitat proprio anche del territorio. Siamo in una realtà che esiste da 13 anni, 14 e si occupa di acquisti. Come si occupa di acquisti? Non si occupa di acquisti singoli, ma si occupa di acquisti in comune ed ecco il primo aggancio che possiamo avere con le comunità. Di fatto siamo una comunità che mette insieme
le varie esperienze di ciascuno per riuscire a fare una spesa di che tipo? Dall'alimentare al vestiario, il più green possibile, perché poi ci sono dei limiti a seconda della zona dove siamo. E poi, oltre all'alimentare, abbiamo messo insieme anche delle esperienze di altri gas, quindi siamo andati a cercare gli altri gas che sono insieme a noi per fare rete. Mettere insieme le esperienze in questo caso vuol dire tu come fai su questo problema, oppure tu come ti muovi, o banalmente tu che tipo di fornitori hai. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di fare. Dopodiché abbiamo visto che anche così c'era un ulteriore spazio di amalgama, di unione, di unire le esperienze. Per esempio, gente che ha a cuore il discorso del territorio, ha a cuore la campagna, ha a cuore le coltivazioni che in questa vengono effettuate e possibilmente non le vuole vedere in macchina, ma le vuole vedere in bicicletta. Ed ecco la presenza di FIAB che in questo si lega con noi, ed ecco la presenza del gruppo di donne di Piazza Vecchia che sta cercando di portare avanti una realtà sulle vie, sui vecchi viottoli di campagna che sono quelli che ancora non risultano quasi esclusi da tutte le realtà e che invece una volta erano le vie con le quali i contadini si recavano al centro del paese. Appartengo a un'associazione da tanti anni che abbiamo fondato perché c'era uno dei nostri figli in Madagascar, è rimasto parecchi anni ed è una situazione come tutta l'Africa, ma in Madagascar non si sentono neanche proprio Africa, ancora un po' peggio. Quindi l'invito di Vilma di questa sera della Hilarius per parlare di comunità energetiche, cioè di fare insieme un po' l'energia perché ci manca, è stato proprio in sintonia insomma con tutto quello che noi riusciamo, quel poco che riusciamo a fare per una zona del Madagascar in cui veramente mancano di tutto e quindi quel poco che c'è di uso delle energie o per cucinare o per l'illuminazione o per che va salvaguardato. Importantissimo è proprio la possibilità di avere delle energie, di farle anche localmente, di poter produrre, di essere autonomi. Questo è difficilissimo per un paese così povero e malmesso. È tutto in mano magari a presenze di altri paesi, quindi se fossero autonomi veramente ad operare le loro forze sarebbe una cosa buonissima. Presidente, questa sera si parla di transizione energetica, di transizione ecologica, di PNRR, dove la Riviera del Brenta presenta le diverse sinergie, ma nella sinergia bisogna guardare al futuro con consapevolezza delle opportunità, ma soprattutto di quegli aspetti magari che gravano da più tempo sulle nostre spalle, quelle anche delle nostre colpe di iperconsumatori in quella che per troppo tempo non è stata un'economia circolare. Esempi virtuosi da una parte ed esempi meno virtuosi dall'altra parlano anche dell'internazionale e lei è da poco rientrato anche dal Madagascar. Sì, una missione, 45 giorni dopo 4 anni di assenza. Abbiamo trovato il paese molto fermo. Riguardo alle energie, loro usano la foresta, la bruciano, la tagliano, purtroppo la usano anche per mangiare e non la rovinano. Ed è interessante questa cosa perché nonostante tutto, nonostante il délestage che tolgono la corrente per ore ai quartieri, tolgono l'acqua, adesso addirittura tolgono l'internet a ore, loro comunque mantengono un livello di uso della natura che noi dovremmo imparare molto da loro. Quindi la nostra sinergia diventa molto importante con loro. Quando si arriva lì si capisce l'importanza che danno alla natura. Io li ammiro, dico sempre ai miei soci, ai nostri amici, ammiro quel popolo perché riesce a usare la natura in un modo che noi non siamo abituati e invece dovremmo imparare da loro. Dobbiamo portarlo qua, il nostro messaggio è quello di rispettare la natura, usando l'energia in un modo corretto, non possiamo sprecare assolutamente.